conseguenze drammatiche lo scontro tra un vaporetto ed una motonave Gran Turismo davanti all'imbarcadero di Sant'Elena. Il bilancio è di 5 feriti, non gravi, ma la paura è stata tanta. Sulla dinamica dell'incidente indaga la Capitaneria di Porto. Ed l'incidente di oggi avrebbe potuto provocare una tragedia. Dopo quanto successo arrivano le prime reazioni e si chiede come concretamente possa essere resa più sicura la navigazione in laguna. Dormono a Mestre, la mattina prendono l'autobus in via Piave per andare a Piazzale Roma. Sono i borseggiatori di turisti a Venezia. 2 comitati di residenti hanno ricostruito i loro spostamenti. È la prima coalizione a presentarsi ufficialmente per le prossime elezioni comunali a Venezia. La città che vogliamo, una rete di associazioni e comitati che intende portare i residenti al governo della città. Le leonesse arancio-neroverdi del Venezia chiudono l'anno al primo posto del campionato nazionale di Serie C di calcio femminile. L'obiettivo è quello di provare a conquistare il salto di categoria. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione di Venezia dei nostri telegiornali. In primo piano l'incidente nautico che si è verificato oggi in laguna davanti all'imbarcadero di Sant'Elena. Il bilancio è di 5 feriti non gravi, ma la paura è stata tanta dopo lo scontro tra un vaporetto ed un lancione. Sulla dinamica dell'incidente indaga la Capitaneria di Porto. Sentiamo i dettagli nel servizio di Lorenzo Maier e Filippo Fois. Sta conoscendo. È una vostra barca. Per lunghi interminabili attimi a bordo del vaporetto è stato il panico. Ora qualcuno grida: state tutti bene? Diversi passeggeri sono a terra, tutti sono sotto shock. Pochi istanti prima, attorno a mezzogiorno, una motonave privata Gran Turismo si è scontrata violentemente contro un mezzo della linea 1 all'altezza dell'imbarcadero di Sant'Elena. Una signora ci ha attirato l'attenzione perché urlando ha chiamato dei carabinieri che stavano passando. Sono arrivate le forze dell'ordine, l'ambulanza che ha portato via 2 persone che sembra che fossero un po' più gravi, basta. Il bilancio è di 5 feriti. 3 donne sono state trasportate all'ospedale civile con le idroambulanze, 2 dimesse in giornata dopo gli accertamenti del caso. Per la terza, invece, una 44enne veneziana, è stato disposto il ricovero per sospetti traumi agli organi interni. Altre 2 persone sono state medicate sul posto dal 118. Poteva andare molto peggio. Una signora anziana, abbastanza scioccata, è venuta qua passando per andare a casa. L'abbiamo rincuorata un attimo, stava piangendo dallo shock. Tutti erano anche arrabbiati per la vicenda, insomma, per la precedenza di questo, di quello non si sa, cioè ovviamente non si capisce adesso come sia andata. Quella che è oramai solo la carcassa di un vaporetto porta addosso i terribili segni dell'impatto con la motonave. Gran parte della fiancata è completamente squarciata. Ciò che manca si trova sulla prua dell'altra imbarcazione. Anche in questa le conseguenze dell'incidente sono evidenti. Il vaporetto è stato posto subito sotto sequestro. Le indagini sono della Capitaneria di Porto. L'ultimo incidente grave ad un vaporetto, ma completamente diverso per dinamica, si era verificato il 17 ottobre del 2014, quando una bricola aveva letteralmente infilzato la cabina di un vaporetto, provocando 7 feriti. Anche qui le conseguenze sarebbero potute essere molto più gravi. Ora si attende di conoscere la dinamica che ha portato allo scontro tra il vaporetto e il lancione in una giornata serena e senza vento e in un contesto in cui la gestione del traffico acqueo a Venezia è già al centro di vivaci polemiche. Ed il grave incidente di oggi avrebbe potuto avere delle conseguenze davvero tragiche. Dopo quanto successo arrivano le prime reazioni e ci si chiede come concretamente possa essere resa più sicura la navigazione in laguna. È arrivata immediata la vicinanza del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, che dopo quanto successo questa mattina in prossimità del pontile di Sant'Elena ha voluto esprimere la sua solidarietà ai feriti e un ringraziamento al sistema dei soccorsi che si è immediatamente attivato. 5 feriti, di cui una donna più grave, rappresentano un bilancio preoccupante, ma poteva essere una tragedia di dimensioni catastrofiche, visto il numero di persone a bordo. Così l'assessore comunale al traffico acqueo Michele Zuin. Pensare che un battello al CTV sia stato appunto centrato da una motonave è alquanto strano e siamo curiosi anche di capire
cosa effettivamente sia successo, e si arriverà sicuramente con le forze dell'ordine a capirlo tramite le testimonianze soprattutto di coloro che erano a bordo e che hanno visto quello che è successo. La mia vicinanza ai feriti, alle persone che sono state turbate da questo incidente, all'equipaggio del battello del TPL del DVM che ha prontamente fatto soccorrere i feriti, e appunto alle forze dell'ordine, alla capitaneria e ai soccorsi che sono stati immediati. Per Andreina Zitelli, docente universitaria nonché ambientalista nomose convinta, è però necessaria una svolta radicale per la navigazione in laguna. La navigazione comporta nei mezzi pubblici il trasporto di centinaia di persone e un incidente potrebbe avere delle conseguenze veramente gravi. Nonostante le nuove regole non si è ancora assimilata la necessità di un autocomportamento responsabile e soprattutto del controllo. Secondo Marino Masiero, presidente di Asonautica Venezia, occorre moderare la velocità delle barche a motore e contrastare il moto ondoso. Alberto Cancian, conducente del trasporto pubblico locale, capitano dei mezzi ACTV e sindacalista, racconta che dopo aver visto le prime immagini del disastro aveva temuto il peggio. Le immagini che abbiamo visto nei momenti successivi all'impatto, all'incidente, ci hanno fatto temere il peggio. Questo fa pensare molto. Bisogna rivedere un po' tutto per dare la priorità al servizio del trasporto pubblico locale, naturalmente. Norme che diano certezze, norme che diano il massimo della sicurezza all'interno della laguna. Dormono a Mestre, la mattina prendono l'autobus per andare a Venezia. Sono i borseggiatori che operano nel centro storico veneziano. La collaborazione tra due comitati di residenti ha ricostruito i loro spostamenti. Non solo spaccio e furti, tra le professioni tristemente praticate in Via Piave c'è anche il borseggio, attività diffusa e spesso pianificata attraverso un'organizzazione del lavoro certosina, soprattutto coi turisti del centro storico veneziano, ma che proprio a Mestre pare avere una sua base di partenza, come risulta dallo scambio di informazioni raccolte sul campo da Monica Poli dei Cittadini Non Distratti e Giovanna Luzzi del Coordinamento Cittadini Quartiere Piave. Mi sono proprio confrontata con Monica perché avevo visto delle persone un po' strane e dopo avevo osservato che la prima cosa che facevano salivano sull'autobus. Quindi gli ho mostrato alcune foto e ho scoperto che sono dei borseggiatori abbastanza rinomati di Venezia centro, proprio quelli belli, i boss locali, e ho scoperto che sono qua da noi, vivono qui. Frequentando un quartiere è facile che si finisca col conoscere molta gente se non altro di vista. Lo spacciatore, chi gli fa da palo, ad esempio, sono in questo caso figure ricorrenti e piuttosto riconoscibili per un residente che percorre queste strade tutti i giorni, così come per gli altri. Il problema non è solo il borseggiatore che va a rubare, scippare, perché non è neanche un furto normale, ma hanno anche incroci e chiamiamoli intrallazzi con lo spaccio, perché io li ho visti chiaramente insieme a determinati personaggi abitué della nostra zona, oltre che bere e divertirsi insieme, anche ovviamente intrallazzare con qualcos'altro. La politica ora, la città che vogliamo è la prima coalizione a presentarsi ufficialmente per le prossime elezioni comunali a Venezia. Stiamo andando verso la costruzione di un programma tutti assieme come oggi, ognuno porta il suo contributo e il 25 gennaio sarà l'occasione al Candiani, sabato mattina, per far parlare una quarantina almeno di cittadini e cittadine, perché vogliamo partire dal basso. Tra comitati e associazioni per ora sono 15, ma presto potrebbero essere di più. La città che vogliamo è una rete che intende crescere da Venezia a Mestre, da Marghera a Favaro, da Lido a Zelarino e presentarsi alle prossime elezioni comunali con un primo obiettivo specifico. Ascoltare i cittadini e fare in modo che i cittadini siano i protagonisti. Lo sono stati in tante occasioni come durante la lotta per l'ex ortobotanico, per gli ex gasometri, per l'isola di Sant'Erasmo, ecco, tutte lotte
che i cittadini hanno vinto, quindi significa che la lotta dal basso è quella che premia. Ricostruire una comunità cittadina, rafforzare la democrazia partecipativa, affrontare i grandi temi della casa, della qualità dell'aria, della gestione del turismo, della mobilità sostenibile sono alcuni tra i temi attraverso i quali si sta formando il nuovo movimento. La rete di comitati si allargherà sicuramente, ma la cosa più importante è che si allargherà la rete di cittadini, perché questo è quello che intendiamo. Noi intendiamo arrivare alle elezioni con una forza importante. Obiettivo è entrare in Consiglio Comunale, cambiare assolutamente questa giunta, mandare a casa Brugnaro e tutti quegli yes men che ha e portare soprattutto i bisogni della popolazione. C'è bisogno di leggi più severe a tutela della salute e di una nuova politica industriale che vada oltre i PFAS, la denuncia della CGIL del Veneto. Siamo circondati dai FAS, inquinanti eterni non smaltibili, certificati nell'elenco delle sostanze cancerogene, ma tuttora utilizzati in parecchi settori produttivi. Da Mestre, la CGIL del Veneto punta in particolare il dito sulla politica, su quella inerzia istituzionale che impedisce di attivare la sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro e definire norme stringenti a difesa dei consumatori, visto il numero elevato di prodotti che ancora li contengono. Abbiamo provato a tracciare un percorso di interventi che parta da noi a quello che possiamo fare con l'informazione e la formazione ai nostri delegati, ai lavoratori, alle lavoratrici per far crescere la consapevolezza, ma anche ciò che potremo fare come agenti proattivi verso le rappresentanze datoriali che devono investire in innovazione e ricerca per superare l'utilizzo nei processi produttivi di queste sostanze. Il Veneto è un record. Il Vicentino è l'area inquinata da PFAS più vasta d'Europa, 180 km² con 350.000 abitanti. Come organizzazione sindacale, la CGIL si trova di fronte al dilemma di come tutelare contemporaneamente la salute, l'ambiente e l'occupazione, perché l'obiettivo è anche di garantire la tenuta dei posti di lavoro quando la produzione di questa sostanza sarà messa al bando, e qui nuovamente la palla passa alla politica. Deve fare delle scelte precise di politica industriale perché queste sostanze vengano messe al bando. In altre parti d'Europa questo sta avvenendo e se non agiremo con strategie precise a breve termine rischiamo anche che nel nostro Paese si aprano situazioni di crisi occupazionali e produttive che poi ricadranno sui lavoratori e le lavoratrici che noi vogliamo rappresentare. È stato presentato a Ca' Farsetti il nuovo regolamento comunale per le edicole che entrerà in vigore nel 2025 e ci sono importanti novità. Edicole sentinelle della città, partendo da questa importante convenzione, sono state presentate stamattina a Ca' Farsetti dall'assessore comunale al commercio Sebastiano Costalonga e linee guida principali della proposta del nuovo regolamento per la concessione di spazio pubblico per le edicole nella città storica di Venezia, che entrerà in vigore dal 2025. L'ultimo regolamento fu approvato nel 2009 e in 15 anni sono stati molti i cambiamenti che sono sopraggiunti anche in questo settore. Perciò serve un aggiornamento. Il nuovo regolamento nascerà anche grazie alla collaborazione del Sindacato Nazionale dei Giornalai. Il veneziano quando cammina per strada deve vedere l'edicola, deve vedere i giornali. Quindi abbiamo stabilito una superficie, una metratura 2x1 nel frontale e 1 metro per i laterali, praticamente metà dell'edicola deve essere adibita a giornale. Allo studio anche possibilità di incrementare i servizi per aiutare le edicole. Trovare il sistema anche di aiutare queste edicole a pian pianino a eliminare quelli che sono i souvenir e lavorare magari con solo l'editoria, con pubblicità che possono essere legate nell'edicola, con eventi particolari a Venezia, per far sì che gli operatori possano sopravvivere vendendo giornali e non trasformando la propria attività in un negozio di souvenir. Creare le opportunità di nuovi servizi al cittadino da consegnare a queste edicole. Faccio un esempio, potrebbe essere la possibilità della posta, di ritirare la posta lì nell'edicola, visto che stanno chiudendo tanti sportelli delle poste.
Sport calcio, le leonesse arancio-nero-verdi del Venezia hanno chiuso il 2024 con il primato in classifica del campionato nazionale di Serie C di calcio femminile. L'obiettivo è quello di provare a conquistare il salto di categoria. C'è un Venezia Football Club primo in testa al campionato di calcio di Serie C ed è la prima squadra femminile che si allena sempre al Tagliercio a Venezia a stretto contatto con i colleghi maschi. Le leonesse, sempre del club a guida americana del presidente Duncan Niederauer, dopo 12 partite hanno conquistato 31 punti, frutto di 10 vittorie, un pareggio e una sola sconfitta, 32 gol fatti e appena 6 subiti. La squadra ha già nel suo palmarès la vittoria 2 anni fa della Coppa Italia di Serie C, spiega la direttrice del settore femminile Grazia Trentin. Stiamo lavorando, abbiamo uno staff molto competente, molto affiatato. Il gruppo squadra è importante perché abbiamo fatto una scelta coraggiosa, abbiamo una rosa con un'età media di 21 anni e quindi crediamo molto in questo progetto, gestiamo tutta la parte sportiva a livello molto professionale, quindi le gestiamo come fossero professioniste, però sono delle dilettanti, cioè lo status è quello di dilettante. Tra le leonesse c'è Anna Quaglio, difensore, il club arancio-nero-verde del Lido di Venezia presieduto da Luigi Gino Puntal, allo scambio di auguri natalizio, ha voluto dare lustro anche alla compagine femminile. Grande traguardo per noi, siamo molto contenti di essere là in cima e stiamo lavorando ogni giorno duramente, sia durante gli allenamenti che appunto durante le partite, per rimanere sempre in cima, per avere sempre chiaro qual è l'obiettivo. Siamo molto contenti di fare parte di questo club. Ed è tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi, a tutti una buona serata, arrivederci.